tutti coloro che sono andati al voto, tutti i cittadini che hanno partecipato a questa tornata elettorale, sia il primo turno che il secondo turno. Come sapete, io penso che il momento delle elezioni è un momento importante perché è un momento democratico, anche se l'affluenza non è stata tantissima, però c'è stata una partecipazione. Il nostro obiettivo sarà quello di riportare i cittadini all'interno del municipio, ok? Quindi noi dobbiamo avvicinare le persone devono tornare ad occuparsi del bene pubblico. Va bene, con il voto si dà una delega a una persona, a un'amministrazione per governare, però per governare serve l'aiuto veramente di tutti, delle persone, di chi si impegna a livello delle attività produttive, delle attività economiche, serve l'impegno anche delle forze di opposizione, quindi noi cercheremo di essere aperti naturalmente alla partecipazione di tutti e questo è il primo nostro obiettivo. Dopodiché io penso che c'è da lavorare tantissimo per Vittorio Veneto, non saranno 5 anni facili, sapete, chi mi conosce sa che festeggio veramente poco, da domani mattina bisognerà iniziare a lavorare tantissimo, però per far questo, ripeto, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti e questo insomma, e ringrazio ancora tutte le forze. Coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso. Sono stati 3 mesi in cui abbiamo messo assieme tantissime persone, anche di spontanea volontà si sono unite a noi, quindi questo movimento dovrà ampliarsi ancora di più. Io penso che ci siano ancora tante persone che si uniranno a noi e questo sarà il nostro intento di continuare. Ecco.